saluto a tutti gli amici telespettatori, benvenuti alla 16ª puntata di Toscana TV Motori. 16 puntate vogliono dire all'incirca 4 mesi di gare. Come dire, siamo già a buon punto della stagione. In alcuni casi abbiamo classifiche delineate, in altri invece abbiamo classifiche assolutamente aperte. Comunque una stagione, direi, se possibile ancora più interessante rispetto a quella passata. Vediamo il sommario. Alta Val di Cecina, non solo rallye, e siamo alla 38ª edizione, ma anche eccellenze, cucina, geotermia, un territorio davvero molto ricco, insomma noi vogliamo scoprirlo. Kart in piazza, un evento educativo di guida firmato ACI Lucca, evento per i giovanissimi. Ci riferirà sull'argomento Gianfranco Di Gennaro. Come sempre ospiti per noi molto importanti, ospiti speciali. Il ritorno di Luca Artino dopo il forzato stop dovuto al noto incidente. E le indiscrezioni del mondo del motorsport, come sempre affidate all'attenta penna e all'attento sguardo di Gabriele Michi col suo Corre Voce. Quindi il prestigioso blocco di ACI Sport, ovvero i servizi griffati, firmati dalla sezione sportiva dell'Automobile Club d'Italia. Castelnuovo Val di Cecina, luogo di eccellenze, bellezza, cultura, storia, turismo, geotermia, e qui ci vuole una vera e propria sottolineatura, torneremo poi sull'argomento, e sport. Comincia qui l'approfondimento su questo territorio molto bello, molto interessante, legato nel nostro caso al rallye dell'Alta Val di Cecina. C'è tanto qui e partiamo appunto dall'aspetto sportivo, nel senso che il rally Alta Val di Cecina è sicuramente uno degli eventi più significativi che si svolgono a Castelnuovo e nella nostra zona. Non è ovviamente l'unico, quest'anno abbiamo avuto anche il passaggio della Tirreno Adriatico, quindi anche questi eventi che hanno un'importanza di per sé, perché sono eventi sportivi importanti, come dire, riescono a diventare veicolo di conoscenza e di valorizzazione del territorio. Il territorio che, come lei giustamente diceva, presenta delle eccellenze, perché questo è un paese toscano che assomma però a quelle caratteristiche che sono diffuse nella nostra regione, cioè di ambiente, di natura, di storia, di borghi, eccetera, anche altre specificità che lo rendono appetibile e che costituiscono, come dire, la vocazione turistica anche di luoghi come il nostro. Parlo della geotermia, parlo anche di tutta una serie di beni archeologici, culturali, storici, che hanno un certo rilievo, Noi andremo poi a Sasso Pisano, dove vediamo la geotermia anche nel suo lato naturale. Come dire, la geotermia è nota in tutto il mondo per la produzione industriale di energia elettrica, ma la geotermia non è solo industria, è una risorsa naturale, non lo dimentichiamo. Nel nostro comune sono ancora ben visibili quelle manifestazioni delle fumarole, delle putizze, dei bulicami, cioè tutte quelle manifestazioni della natura che ci fanno capire come era la geotermia prima dell'intervento dell'uomo, cioè prima dello sfruttamento industriale, che si manifestava appunto in modo del tutto naturale. Stiamo andando al Sasso Pisano, di cui ci riferirà poi il sindaco quando saremo sul luogo, ma non potevamo non fermarci dinanzi a questo mega manifesto dedicato alla 38ª edizione del rallye dell'Alta Val di Cecina. Con noi Daniele Gozzi, che come sapete è organizzatore di questo evento insieme ad altri per la Lagone Corse. E allora, come dire, state facendo le cose in grande? Ma le cose in grande, si cerca di fare qualcosa per dare un po' risalto alla manifestazione e nello stesso tempo anche alla zona, anche al luogo, perché insomma queste manifestazioni secondo me servono proprio per dare risalto alla zona e magari anche per invogliare qualche turista in più a venire a vedere qualche cosa che magari così non si sa che c'è, però c'è. C'è qualcosa di speciale a livello di trofeo, di premio, di evento? Ah sì, quest'anno è la terza edizione che all'interno della nostra gara
è stato inserito il 106 Mania, è stata un'idea di un ragazzo che purtroppo è scomparso prematuramente, Giacomo Bicchielli, e lui ha sempre corso il 106, ha vinto il trofeo, cioè è stato un pilota, un 106ista vero e proprio. E lui venne da noi e ci disse: noi vorremmo fare qualcosa per quelli che corrono il 106, e noi naturalmente abbiamo accettato, perché è una cosa che... E sta avendo successo. Ha avuto successo, mi ricordo la prima volta abbiamo avuto 30 106 delle varie classi, però 30 macchine, non dico in più, però senz'altro qualche macchina in più di quello che ci sarebbero venute. Anche l'anno scorso mi pare erano oltre 25. Quest'anno vedo le iscrizioni stanno arrivando e stanno arrivando molti 106isti. Senti, io volevo anche chiederti della geotermia, ne abbiamo parlato qualche volta. Quante case vengono riscaldate con la geotermia e quali vantaggi ci sono? Poi non solo appunto le case vengono riscaldate, ma ci sono anche altre iniziative. Ma diciamo che la nostra zona, i nostri comuni geotermici ora sono quasi per la totalità, sono riscaldati con il teleriscaldamento dovuto alla geotermia. Praticamente ci sono delle centraline dove da lì circola parte dell'acqua a 70-80 gradi che praticamente scalda tutte le case, tutti gli immobili, da qualsiasi. I comuni di Castelnuovo, di Pomaracce, di Monterotondo, di Radicondoli e qui in zona fruiscono di questa, Monteverdi addirittura, fruiscono di questo vantaggio. E quella che il nostro Massimo Ciampi sta inquadrando è la meravigliosa Valle del Pavone, la montagna più alta. È la Cornata, 1050 metri. Supera dunque i 1000 metri. Le altre montagne accanto ci vanno vicino, ma non superano i 1000 metri. No, non sono oltre i 1000 metri, c'è solo questa. E il Poggio di Montieri, ma da qui non si vede perché è coperto da questi monti qua. Accanto c'è la Carlina a sinistra. La Carlina, che è famosa anche per, in tempo di guerra, era, diciamo, il rifugio dei partigiani della zona. Ed eccoci a Sasso Pisano. Allora, signor Sindaco, perché Sasso Pisano? Beh, il nome del paese deriva sicuramente dall'ubicazione del nucleo originale, cioè del castello, proprio su questo sperone di roccia. Del resto si cercavano i luoghi più difendibili, no? Quindi è un'origine medievale. Cominciamo a avere notizia di questo castello intorno all'VIII-IX secolo e appunto la denominazione ricorda questa caratteristica, insomma, ecco, di essere fondato sulla roccia. È uno degli ultimi lembi della provincia di Pisa anche? È proprio, diciamo, proprio al limite estremo, perché qui inizia poi la provincia di Grosseto, così come da Castelnuovo, poi ecco, siamo ai confini con la provincia di Siena. E siamo al meraviglioso laghetto balneabile. Allora, parliamo di tutto quello che lo contorna, di tutta la vicenda della geotermia. Beh sì, come dicevo, appunto la geotermia non è solo energia elettrica, noi abbiamo qui delle fonti di acqua termale calda che sono state utilizzate fin dall'antichità. Ecco, queste acque vengono convogliate e alimentano sia la piscina, ecco, che il laghetto balneabile, che è un biolago, quindi depurato con sistemi naturali, con piante, ecco, vedete infatti sono tutte piante che depurano le acque. E chiaramente oltre all'apporto di queste acque naturali vi è anche acqua scaldata comunque con il teleriscaldamento geotermico, perché appunto la mole di acqua qui è piuttosto importante. E questo laghetto, che è stato inaugurato 3 anni or sono, ecco, sta avendo un buon successo, direi che è conosciuto non soltanto in questa zona ma un po' in tutta la Toscana, ecco, ha diverse migliaia di visitatori all'anno. Ecco, e è sicuramente, ecco, un bel veicolo di promozione del territorio e del turismo, non solo per il comune di Castelnuovo, ma direi per tutta la zona geotermica. Parliamo un attimo della centrale geotermica. Ecco, si tratta di centrali elettriche che sfruttano la geotermia da almeno un secolo, quindi è dagli inizi del Novecento che sono stati fatti i primi esperimenti di ricavare energia elettrica da questa risorsa, che è una risorsa rinnovabile e verde, che oggi permette a questa zona
quindi non soltanto al comune di Castelnuovo ma anche ai comuni limitrofi come Arance, Monterotondo e gli altri comuni geotermici toscani, di produrre circa il 2,5% del fabbisogno nazionale di energia elettrica. E abbiamo anche il percorso delle fumarole. Esatto, perché proprio vicino alla centrale geotermica di Sasso sono ancora attive e visibili le manifestazioni naturali e quindi ecco un'altra particolarità molto importante. Visitando la centrale geotermica abbiamo visto il cippo dei martiri di Niccioleta. Sì, tra l'altro è in questi giorni che ricorre quest'anno è il 70° della Repubblica e è il 72° anniversario di quella strage, di quell'eccidio, perché lì furono portati i minatori di Niccioleta, ecco, una località qui abbastanza vicina nel comune di Massa Marittima, e furono appunto giustiziati. Ecco, era il periodo del prossimo, ahimè, alla liberazione, perché poi la liberazione è avvenuta il 29 giugno, ecco, quelli furono le ultime stragi, ecco, di quel periodo così tormentato della nostra storia. Ed eccoci all'Antiquarium Etrusco di Sasso Pisano. Acque sacre e acque salutari dunque già per gli Etruschi. Eh sì, come dicevo, questo complesso sacrotermale risale al III secolo a.C. Qui abbiamo una particolarità, vedete questa sorta di carta geografica dell'antichità, dove sono appunto indicate le acque populonie e le acque volaterranee. C'è stata a lungo una disputa tra gli archeologi se il sito archeologico qui di Sasso Pisano fosse da imputare a questo nome, cioè alle acque populoni, piuttosto che alle acque volterranee, perché qui ci troviamo proprio, come dire, tra queste due importanti città etrusche. Oggi si propende per la prima soluzione, cioè che queste fossero proprio le acque volaterranee che sono indicate nella tavola peutingeriana. E quindi ecco, questi scavi hanno, come dire, riportato alla luce una realtà che nell'antichità classica era sicuramente molto importante e conosciuta, ecco, in tutto il mondo di allora. E quindi qui vedete anche come appunto le due caratteristiche, no? Il termalismo e quindi le acque, avete visto le vasche in coccio pesto eccetera, poi si sposasse con questi piccoli idoli che erano essenzialmente statue votive. Infatti l'assunto qui è molto chiaro: pubblico e sacro. Pubblico e sacro, perché c'è appunto questo aspetto dell'accoglienza, quindi di quella che oggi chiameremo la recettività alberghiera. Ecco, questo era un complesso molto grosso dove appunto c'era molta ricettività, c'erano queste terme e insieme questo aspetto di sacralità delle acque che chiaramente nel paganesimo, ecco, ha il suo significato. Cosa cambia per la polizia municipale quando arriva il rallye, quando bisogna organizzarlo e poi quando c'è? Cambia che chiaramente aumenta un po' di lavoro, e essendo io l'unico agente qui in servizio ci avvaliamo della collaborazione di altre persone, perché chiaramente c'è un aumento di lavoro. Cambia perché nel momento in cui abbiamo il rally c'è anche una deviazione del traffico, però diciamo che è sopportabile. Siamo giunti alle Putizze, il nome già dice, se non tutto, molto. Daniele. Sì, praticamente sono manifestazioni geotermiche che rispecchiano un po' quello che era la realtà di una volta. Con un odore forte. Sì, naturalmente ci sono gas, H2S, CO2 e quindi danno questo caratteristico puzzo di uova sode che caratterizza un po' la nostra zona, anche se ora con le nuove tecnologie si sente molto meno perché sono riusciti ad abbattere proprio queste emissioni. Comunque queste putizze sono quelle che una volta da noi era realtà, insomma nei primi anni dell'ultimo secolo scorso erano una realtà di questa zona, dove da tutte le parti c'erano queste manifestazioni. Perché? Perché qui la crosta terrestre praticamente è molto più sottile
che in generale. Quindi il caldo del magma sottostante cosa fa? Scalda l'acqua che si filtra nel sottosuolo e la pressione, il calore e la pressione che produce manda fuori queste manifestazioni. Poi naturalmente da quando è stato sfruttato per la geotermia e sono stati fatti i pozzi, quindi queste manifestazioni sono diminuite notevolmente e ci sono rimaste soltanto queste che testimoniano un passato ormai remoto. Cosa vuol dire fare della birra alimentata con la geotermia? Fare della birra alimentata con la geotermia vuol dire prima di tutto essere un birrificio ecologico, perché noi sfruttiamo per tutto il processo produttivo la geotermia, che è una fonte rinnovabile senza ausilio di nessun tipo di fossili. E dà comunque una sorta di valore aggiunto poi al prodotto finale? Sì, dà il valore aggiunto, è quello lì che dicevo prima, di essere un birrificio ecologico. Poi la birra va fatta buona a prescindere da cosa adoperiamo come fonte energetica. E noi siamo arrivati alla conclusione del nostro servizio che voleva e vuole coniugare il territorio con l'evento sportivo, il grande evento sportivo che ogni anno ricorre da queste parti, che è il Rally dell'Alta Val di Cecina. Ma prima di salutarci dobbiamo capire, vogliamo sapere una volta per tutte, e lo vogliamo sapere tutti, che cos'è il lagone, da cui Lagone Corse. Allora, la nostra scuderia è nata come Lagone Corse perché ci si rifà al lagone che qui alle nostre spalle è una ricostruzione, uno spaccato, che serviva nei tempi ai primordi della geotermia per condensare praticamente il vapore che veniva emanato dalle putizze e farlo decantare, e da queste decantazioni poi veniva estratto il boro. Il boro da cui veniva fatto il borotalco e tutti i prodotti acido borici, borico, tutti i prodotti borici che a quei tempi era, diciamo, il primo modo per sfruttare la geotermia, e sinceramente era un modo. Naturalmente poi la tecnologia si è evoluta e quindi i lagoni sono andati in prescrizione, diciamo, però i primordi erano così, venivano coperti con questa muratura a semisfera, queste putizze, c'era un'uscita, una canala di uscita dove l'acqua che condensava poi andava all'esterno, c'erano delle vasche di decantazione e questo boro che decantava veniva poi estratto e messo, cioè diviso dall'acqua. L'acqua andava, a quei tempi andava nei fossi, ora queste cose qui non esistono più perché bene o male, insomma, queste acque hanno sempre qualche cosa che magari è inquinante, però oggigiorno con le nuove tecnologie, con i nuovi tipi di lavorazione, queste acque vengono riorientate nel sottosuolo e servono a due cose: intanto a non inquinare i corsi d'acqua e seconda cosa a ripristinare la falda acquifera in modo da rigenerare ancora vapore, perché essendoci il calore sotterraneo quello che la natura ha fatto in tanti anni, riiniettando queste acque reflue, si rifà in pochi anni e quindi è un'energia rinnovabile che si rinnova automaticamente da sé. E abbiamo dunque capito perché la scuderia di corse che si occupa poi del rally dell'Alta Val di Cecina si chiama Lagone Corse. Sì, anche perché bene o male sarà quasi tutti dipendenti, insomma, dell'Ene, come la maggior parte della gente di questi posti, e che ci sapeva questa passione e è andata avanti in questo modo. Grazie Daniele Gozzi, organizzatore. Termina qui dunque il nostro lungo reportage sul territorio ed il rally. Il resto appunto è gara, motorsport e competizione legata al territorio.
Siamo qui e ringraziamo l'ACI di aver scelto anche Lucca per questa tappa del tour karting in piazza. Noi abbiamo preso accordi con il comune di Capannoli, siamo nella piazza antistante del comune con la collaborazione dell'amministrazione comunale e abbiamo portato tantissimi bambini in piazza. Ci sono circa 450 bambini delle scuole delle zone appunto di Capannoli, Lammari, Marlia e Tassignano, che tra l'altro premiamo appunto nell'occasione a seguito dei nostri interventi formativi che abbiamo fatto nei mesi scorsi nelle loro classi, con iniziative sempre di ACI, Trasportaci Sicuri, A Passo Sicuro e Durate Sicure, e come premio ulteriore a questi bambini la possibilità di provare questa bellissima esperienza, cioè di essere formati ma poi di mettere anche in campo ciò che hanno imparato, quindi provando questi kart. Ci aspettiamo una giornata bella anche con un sole che ci riscalda e tante persone diciamo entusiaste di questa iniziativa nostra. Intanto io volevo ringraziare l'amico ingegnere Sticchi Damiani, il presidente dell'ACI, che ha voluto coinvolgere anche la mia territoriale in questa iniziativa insieme alle altre 9 che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale. È un'iniziativa chiaramente che a noi sta molto a cuore, che gratifica il mio territorio che è ricco di grande tradizione da un punto di vista sportivo. Chiaramente questo tipo qui di manifestazione ci permette di unire i due messaggi principali che noi vogliamo trasmettere, cioè il nostro grande amore per lo sport ma anche la nostra grande attenzione per la sicurezza. E in effetti anche come viene organizzata questa giornata qui, con una piccola parte di formazione per i bimbi che poi chiaramente segue dalla graditissima prova pratica, permette a questi bambini qui di cominciare a capire che lo sport è importante, anche l'automobilismo è uno sport, ma come tutti gli sport ha bisogno di regole e noi chiaramente a queste cose qui siamo molto sensibili, stiamo molto attenti. Piacere vedere innanzitutto questa piazza invasa dai bambini, perché appunto i bambini secondo me devono essere il fulcro anche di queste iniziative sulla sicurezza. Perché? Perché i bambini saranno coloro che guideranno un domani, ma non solo, diventano anche una sorta di sentinella nei confronti degli adulti e quindi è molto importante fare degli interventi culturali di sensibilizzazione nelle scuole, come ACI sta facendo, come il Comune è impegnato a fare con i suoi progetti attraverso la Polizia Municipale. Quindi noi come Comune siamo molto favorevoli e appoggiamo queste iniziative proprio perché è una delle nostre priorità, quello di creare una cultura della sicurezza e quello di far crescere dei bambini in un ambiente sicuro e consapevoli. Quindi sempre avrete il nostro supporto da questo punto di vista.
iniziativa è un'iniziativa secondo me molto importante, perché questi bambini che hanno ricevuto i corsi e che ora fanno delle prove pratiche sono gli autisti di domani, sono gli automobilisti di domani, quindi secondo me insegnare ai bambini anche così piccoli quelle che sono le norme del codice della strada, chiaramente quelle che a quell'età possono acquisire, ci crescono insieme e per loro diventa veramente un tutelare un domani da automobilisti, loro e gli altri. Quindi il codice della strada è una cosa molto importante, va conosciuta perché previene, se si conoscesse veramente, si applicasse veramente quando siamo alla guida, consente di evitare tantissimi incidenti. Pertanto istruire i bambini, crescerli con queste norme è una cosa fondamentale e importantissima. Amici sportivi, abbiamo fatto lo scoop, come direbbe il buon vecchio Biscardi. Ecco con noi Titti Ghilardi, Luca Artino e il buon Gabriele Lucchesi, non perché non lo sapessi, ma così si è autopresentato. Innanzitutto come state, ragazzi? No, siamo qui, quindi stiamo bene. Posso fare una precisazione di tipo medico? Innanzitutto non si dicono costole, ma si chiamano coste. Sì, vero. Ok? E dopo tanti anni che mi mancavano pochi esami alla laurea in medicina, per cui si dice coste. Quindi la tua è la? Coste numero 9. La costa numero 9. E la tua? 12ª. La 12ª. Ragazzi, va bene. Fanno molto male, eh? Sì. E ve lo dico perché anch'io quando sono uscito dal Salento ho rotto 9ª, 10ª, 11ª in 2 posti. E la cosa che mi ricordo di più è un dolore continuo, e soprattutto io volevo trattenere il fiato perché non sentivo il dolore, ma dopo andavo in iperventilazione e continuavo e lo sentivo di più. Per cui credo in quegli anni, con il buon Pucci Grossi, di aver vinto, credo, il campionato regionale di bestemmia, una cosa del genere, perché fa veramente male. Veniamo a noi. Ti vedo bella sorridente, sì. Sempre i tuoi capelli belli tranquilli. Ma che mi avete combinato gli abeti? Dai, raccontacela. Siamo partiti tranquilli. Non tanto tranquilli perché avevate in testa. No, vabbè, cioè niente di particolare. Siamo partiti in prova speciale con l'intento di vincerla, sinceramente. Non è che come si parte, come scatta il verde. Belli duri. Quindi? Sì, normale. E poi la macchina è scappata e ci siamo trovati contro un albero. E tu ti fai scappare la macchina? Purtroppo non ho avuto tempo di reazione. No. È stato proprio una frazione di secondo. Millesimo. Un millesimo. Vabbè, insomma. Però mi ha fatto ridere perché, signori, la cosa bella di questo ragazzo, con questa maglietta molto appariscente, è che mi ha fatto sorridere perché, a parte il danno fisico, dopo ha dato un pensiero alla sua vettura, quasi quasi andandola a carezzare, perché non gli aveva mai fatto un graffio, questa volta invece gli hai fatto una bella piega. Sì. Il botto è stato forte. Tanto non ci sentono in Svizzera, per cui... No, vabbè, anche se ci sentono, cioè mi dispiace perché anche, a volte anche alle cose ti affezioni, no? Ero molto affezionato a questa macchina e ho avuto una brutta botta e quindi un po' cominciata male questo giro. Strano, perché poi quando avevo visto la foto, vedendola così com'è, ho detto, la porta si apre, non sembra neanche, invece poi dopo mi hanno detto che c'era questa benedetta piega. Sì, le pieghe dentro che sono quelle che uno non vede, ma sono le più danarosamente pesanti. Si è preso un albero a 140.
Vabbè, dai, anche a te, lo sai che non puoi andare oltre 130 che c'è il limite, cosa vai a fare a 140? Ma c'era qualche tuo Velux in giro? No, c'era un albero in giro. Vabbè, un albero, vabbè, a sapere. Che albero era? Era un pino. Un pino? Pino! Pino con la Skoda, pensa a te che coppia. E veniamo al cavalier dottor Lucchesi. C'ho una domanda da farti a proposito che mi ha suggerito tua moglie. Ma come hai fatto a perdere il rally degli abeti? No, io per me non volevo neanche correre. Anzi, facciamo una cosa nuova. Fagli la domanda come l'hai fatta entrando. Perché hai perso il rally degli abeti? No, va bene, con quella verve. Ah, perché è stato un broccolo. Allora, broccolo, come hai fatto a perdere il rally degli abeti? Guarda, quella giornata lì secondo me è da dimenticare, perlomeno per me. È stato difficile correre tutto il giorno col pensiero su che era all'ospedale. Lei la mattina... Questa è la dichiarazione. Ah, vabbè, la mattina dopo aver fatto l'incidente lei mi ha telefonato subito, io ero fermo all'inizio prova e un po' mi ha assicurato che stava bene, ma anche se non era vero perché so che quando si picchia con queste macchine si picchia forte. E quando sei passato di lì, la macchina si vedeva dalla strada? No, io di lì non ci sono passato perché hanno sospeso la prova e abbiamo fatto il percorso alternativo ecco. E siamo andati a fare la seconda prova della mattina, sarebbe stata la terza a Lizzano, Gavinana, e che poi abbiamo anche vinto. Però per me è stato difficile perché lei, insomma, sapendo che era lì, che mi aveva detto che stava aspettando l'ambulanza, lei mi aveva detto che l'aspettava per Luca, invece era anche per lei. Ma lo sai che le donne minimizzano sempre. E tutto il giorno, nonostante si stava facendo la gara, io telefonavo a lei, ai miei cognati, insomma, per sentire come stava. Lei mi aveva detto che non era un problema, stava bene, io devo continuare a fare la mia gara. Facci credere che state pensando a lei no, e hai perso la gara. No, è colpa ma tua? figurati, questo è stato solo colpa mia, ma ci pensi? Ma pensa a te. Sì, no, però è stato per me dura, fa tutta la gara così, non è semplice. Dai, Io sicuramente la prima prova la mattina, anche se l'abbiamo vinta, sicuramente perché sono andati più piano con gli altri, io metà prova non la sono pianta. Metà prova l'ho fatta piangendo, quindi è stato veramente difficile, tutta la gara. Vabbè, insomma, nelle corse ci sta. Ragazzi, ma che bella dichiarazione d'amore. Quanti anni è che siete sposati? 20 anni. 20 anni. E vi amate ancora così tanto? Sì. Sì. È la cosa più giusta, ragazzi. Tu quando è che ti sposi? No, l'hai detto alla tua cena, quasi quasi era già tutto pronto e giuro la tua amorosa non mi ha detto nulla. No, ancora è lontana cosa. Non vorrei essere in lui quando esce di qui, perché lei è fuori che l'aspetta. Ragazzi, però è vero, se la sua amorosa è fuori non mi ha detto nulla. Mi ricordo però che alla sua cena, dove sono stato gentilmente invitato, si era parlato già di... Ora si riprende, aspetta, ora dici che si sposa presto. No, ancora c'è tempo. Ma se dovessi, ti faccio una bella domanda che forse dopo taglieremo, però l'amore che uno ha verso la propria vettura o l'amore che uno ha verso la propria compagna, si può in qualche modo paragonare? No, non c'è paragone, nel senso che una macchina rimane sempre l'oggetto, una persona più stimoli, ovvio più con i diversi. limiti, però il feeling che si instaura qual è? Sicuramente la macchina ti fa meno ammattire che della donna, sicuramente. Sicuramente. Invece alla Titi chiediamo, meglio che l'amore di un figlio non ce n'è. No. Anche perché Quello è superiore a tutto. Ve lo fate, ve lo portate, Sì. buongiorno. Christopher come sta? Christopher sta bene, a parte i coccoloni che gli faccio prendere quando picchio però. Quindi tu eri lì che aspettavi l'ambulanza. Sì. Non hai detto che era anche per te. No. Lui stava correndo e tuo figlio dov'era? Che veniva a corsa a vedermi. Era a fine prova Era a fine prova lui, che ci poverino. aspettava. E lui ha saputo, penso anche prima di me, che lei aveva fatto questo incidente. L'ho visto arrivare dopo poco che era appena successo l'incidente. Capito, amici sportivi, cosa vuol dire fare gli scoop a Toscana TV Motori? È stata un'idea ieri sera quando ho detto prova a sentire Luca se la sente di venire in trasmissione e non credevo nemmeno che ci fosse. Mi ha fatto proprio una grande sorpresa. Sono molto contento soprattutto perché bisogna dare sempre positività. Gli incidenti nelle corse ci stanno, purtroppo, così come ci sono i momenti belli della gioia, della felicità, ci sono anche gli incidenti. La sicurezza, secondo me, ha fatto il suo bel passo, perché, come mi hai detto, andare a 140 all'ora contro una pianta
Da 140 a 0. Appunto, Quindi, con la grande decelerazione, per cui tutto quanto te la sei cavata, forse perché è sballottato. Un po' di lividi, sì, vabbè, un po' di certo. contusione, diciamo. Però, la rottura, la costola ci sta. Prima di voi ho intervistato delle persone che corrono con quelle macchinine così piccole, 106 eccetera, che mi fanno una paura quando li vedo, forse perché la mia mole non entrerebbe neanche in quei sedili. No, però ci vuole il coraggio. Però è veramente una cosa importante. È vero, per loro forse anche più difficile che di noi. È vero, perché io ci sono passato alle macchine piccole, so che cosa vuol dire. Quindi una macchina piccola, guidare una macchina piccola non è semplicissimo. Bene, e adesso tiriamo una bella riga sul passato e siamo qua per vedere al futuro. Dunque tu adesso come minimo devi fare un assoluto. Perché sennò ti darà del broccolo la Titti per un po' di tempo. Noi eravamo agli Abeti con una Punto Super 2000, è l'unica gara che potevo fare con una Super 2000 e noi si continua a fare il nostro campionato con la Super 1006 perché domenica corriamo giù all'Alta Val di Cecina, dove per ora siamo primi e si cerca di prendere punteggio lì. Non è che dobbiamo andare a fare l'assoluta, comunque bisogna stare negli assoluti per cercare di portare più punti possibile a fine stagione. Se ce la facciamo a vincere questo campionato, magari a fine stagione mi regalo una gara con l'R5. Se invece la stagione finisce magari con secondo o con terzo, finisce proprio la stagione senza salire da un'altra parte. E veniamo alla domanda topica. E tu quando è che rientri? Allora, io tanto diciamo che mi dispiace un po' come è andata gli Abeti perché eravamo in testa. Siamo in testa regionale tuttora e eravamo secondi del nuovo trofeo che hanno fatto. E già giocarsi questo scarto ci penalizza un pochino, ma comunque siamo tranquilli che possiamo far bene le prossime gare. Niente, il rientro spero di farlo a Lucca, quindi tra un mese. Come abbiamo detto prima, il Rally Città di Lucca è una specie di mondiale regionale dove ci sono tutti. Io non l'ho mai fatta, la prima volta che vado a farlo, non era nelle mie idee farlo, però lo vado a fare perché devo risalire in macchina il prima possibile. Ti posso dare una bella notizia che ho saputo? Rispetto agli anni scorsi quest'anno non si correrà di notte. Per prove di me l'hanno detto. Quindi è una cosa che è un ritorno anche facilitato perché guidare di notte eccetera così. Però quando correvo io sinceramente guidare nella notte aiutava la concentrazione perché la strada solo illuminata dai fari eccetera, non vedevi neanche pericoli in teoria. Era solo di notte una volta. Però una volta era solo di notte, adesso invece è tutta una cosa diversa. Dunque adesso fai la mamma a tempo pieno poi rimonto in macchina. Vabbè, naturale. Perché adesso sto a casa a riposo. Vi avevo postato una cosa per rendere edotta come si fa a guarire da una lacerazione epatica. Me lo ricordo, l'aveva detto ai tempi Ken Tyrrell. Lui quando c'era un problema di fegato, tenete conto che era, se non sbaglio, inglese o irlandese, scusatemi se ho detto una stupidata, però era o inglese o irlandese, ed era amante della birra Guinness, che si sa che è una birra molto forte, molto potente, soprattutto perché è doppio malto. Quindi, calcolando che per gli abitanti di Oltremanica non esiste il mal di fegato, cosa fanno? Ti facevano bere una pinta di birra Guinness, se non diventi giallo vuol dire che stai bene. È una cosa strana, però è vera, perché era una cosa... Nel tuo caso non te la consiglio, no, però... Perché no. Vabbè. Piano piano guarisce. Ragazzi, sono veramente felice di vedervi qua. Mi avete fatto una bella sorpresa, ma soprattutto avete fatto una bella sorpresa ai nostri telespettatori perché dal vedervi e sapervi felici e contenti ad apprendere che avevate subito un incidente, eccoli qua, il futuro è davanti a noi, come sempre. Forza Luca, forza Titti, e tu non diventare broccolo. No, ci mancherebbe. Guarda che sennò è dura sentire la propria moglie dice che sei broccolo. Ma lei è dritta, lei... Sarebbe più, l'ultima domandina, sarebbe peggio se te lo dicesse lei o tuo figlio? No, mio figlio mi cicchetta, cioè lui veramente... Che famiglia. Ma lui è... No, sono una branca dei matti. Sì, insomma. È una cosa particolare, Christopher. I Simpson lucchesi sono questi, sì. Diventerà qualcuno secondo me Christopher. Mi giusto. insegna a me già ora, quindi... Vabbè, insomma ragazzi, sono veramente felice di averlo intervistati. Alla prossima. Amici sportivi, non è mai stato fatto un post-scriptum in un'intervista televisiva. Ecco che Toscana TV Motori diventa prima anche in questo.
perché mi hanno fatto notare una cosa veramente importante. Nella nostra rubrica Corre Voce del nostro Gabriele Michi girava, e l'abbiamo già detta in televisione, il fatto che alla mia destra Luca Artino l'anno prossimo si vociferava che stesse mettendo in piedi una sua partecipazione al CIR, il cosiddetto Campionato Italiano Rally. Quindi, perché non fargliela? È vero o non è vero? Sì, è vero, stiamo organizzando per fare il CIR il prossimo anno, per uscire dalla Toscana, perché ormai le gare sono sempre quelle, per cercare di fare esperienza in posti diversi, insomma entrare in un mondo diverso. La macchina c'è il team, c'è tutto, provare ad andare fuori secondo me è la cosa giusta. C'è da organizzare alcune cose perché non è semplice, perché i budget cambieranno, siamo già dietro, insomma c'è una macchina che sta lavorando per cercare che vada tutto a un porto, dovrebbe andare tutto a un porto, però ci potrebbero essere tante news, nel senso anche magari prima proprio del 2017, già da settembre. Quindi non era una boutade del buon Gabriele Michi? Diciamo no, che quella di Gabriele è vera, è vera. Ragazzi, quando noi a Correvoce si dà la notizia è quella, non è bau bau micio micio per dirlo alla moda di Striscia. Noi quando si danno le notizie è perché sappiamo la realtà. Spero che ce ne sia un'altra più importante che sto lavorando dietro. Ma questa la teniamo più avanti. Non collegata al CIR poi, collegata al CIR, che spero di riuscire almeno per settembre a portare a casa la cosa. Senti, facciamo una cosa che non c'entra, non è che per caso tu adesso, visto che stai un po' a casa, essendo voi due così ancora ben innamorati, fate un fratellino per Christopher? No, No, anche perché Gabriele non gli riesce più, è come le macchine a corsa, ormai non si dicono queste cose, ragazzi, dai, non si dica, un po' di cavalleria, cavalleria è invecchiato, è invecchiato. Chiamiamo qui la sua ragazza, se ne chiede, si sente una risata in regia, ragazzi. Perché era la mia ragazza e lo pigliava per il culo. Sì. Non si dice questa parolaccia. Comunque, ragazzi, il post-scriptum dell'intervista televisiva è finito. Artino, possiamo dire che ufficialmente Luca parteciperà al CIR 2017. Meglio di così? Telespettatori di Toscana TV Motori, ecco alla mia sinistra Dario Baldassarri, classe 1991, nonché, e lo dico subito anche se avrei dovuto dirlo più tardi, vincitore del trofeo ACI Lucca 2015 Under 25. Un titolone esagerato che uno dice ma chi è questo qua? In realtà cosa t'hanno dato? Un buon premio in carburante. No, quanto? 700 euro. Porca miseria ragazzi, 700 euro, un botto. Si va avanti tutto l'anno. Un botto esagerato. Beh, certo, poi calcolando che corri con la Fiat 600 Kit, quanto fa la tua macchinina con un litro? Insomma, si farà 4 il litro. 4? C'è la miseria, quanti cavalli ha? 128, 130, sì. Le potenze circa sono quelle. 128, 130. Io mi rimango sempre basito quando vi vedo chiusi in questi abitacoli così mini che veramente ho FIFA, non lo dico per voi. Perché sono talmente piccoli gli spazi che... Vabbè, questo però è un pensiero mio, calcolando che sono di mole ormai, come dico sempre, quando io correvo 50 kg fa, e anche 50 anni fa, è una cosa diversa. Dunque, tu vieni da una famiglia di rallisti, perché sia tuo padre sia tuo fratello hanno questo morbo. Sì. Ma cos'è il morbo del rallista? Il morbo del rallista è una mania della velocità, del rischio. Però è la mania anche di averci una macchina, prepararla, è un bel morbo, Sì, una bella perché tu malattia. mi dicevi che la macchina è tua. Sì, la macchina è di babbo. È di babbo. E me la noleggia a me. Però costo non zero, male. costo zero. A costo zero? Sì. Quindi il tuo primo sponsor è il babbo. Sì, babbo in casa, sono Plorio lo sponsor principale, main sponsor. Fantastico. No, insieme a tutti gli altri. Tu ti sei innamorato dei rally nel 99, quando tuo padre è tornato alle corse. Sì, rientrò alle corse perché correva prima col 112, poi penso che nacque il mio fratello che è più grande, allora per comprare la camera
ha venduto la macchina rally, quindi ci fu una pausa tipo di 10 anni e nel 99 rientrò. Ma il morbo poi ha colpito e io avevo 8 anni, iniziai a giocare a rally, dopo rally ci sono finito anch'io. E cosa fece tuo padre a quel rientro? Quarto di classe. No, che vergogna, quarto? Sì, quarto di nemmeno classe. la coppettina del nonno? No, zero. Non so, sì, mi sembra nulla. No. Ma sai di Luca? Sì, Luca Pescaglia. Per voi lucchesi, cosa vuol dire prendere il via alla Rally Città di Luca? È come fa il mondiale, è il rally più entusiasmante, ti prende proprio, poi tutta la gente che ti conosce. Cioè, vado a parlare al bar per una vita? Sì, tutti i paesani che ti chiedono ma quando c'è il rally, quando passa? No, è bello. È bello. Senti un po', ma il ciuffo lì che hai, che è in alberi? Mi devo andare a fare capelli. Che moda è? No, è moda Baldassare, devo andarmi a fare capelli. Non c'è tempo. Vabbè, senti un po'. Sono le ventate dell'ultimo rally che ho preso. Infatti. Senti un po', per te i rally sono uno svago o sono un impegno? Un insieme di cose, perché è veramente impegnativo quando le corri a livello, diciamo così, amatoriale, vuoi avere la macchina al top, ci devi stare tanto dietro, devi cercare gli sponsor, devi cercare di sviluppare la macchina. Beh, nel tuo caso beccare gli sponsor al babbo, per cui se non lo becchi il babbo, diciamo fra la cucina e il bagno lo pigli. Insomma, no, babbo, noi abbiamo la fortuna che abbiamo degli ottimi sponsor che ci aiutano e che ci credono. No. Ragazzi, per la prima volta non sentiamo un pilota che dice ho problemi di budget, quindi... No, i problemi di budget ci sono. Perché... Ma come? Hai appena detto che non hai problemi, che hai delle aziende che vi credono, investono su di voi? Sì, però ci consentono il giusto di correre con un certo tipo di macchina. Chissà se in futuro riusciamo a sviluppare... Allora andiamo a parlare di questo futuro. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Il sogno nel cassetto sarebbe... Vincere il Rally di Luca. Non sarebbe male. No, correre con la Punto Super 1600, una macchina che ama sempre, ignorante, mi ricorda, penso che sia la mamma della mia, via. Sì? Io ho una 600, la Punto è il top, via, della Fiat. Parte la Super è il parente grande. È il parente grande, sì, bello. Vabbè, quindi praticamente sogni, ne abbiamo parlato, però quest'anno cosa vuoi? Ribadire il fatto di rivincere ancora il trofeo a Ciluca? Sì. Ma ancora under 25, quanti anni hai? No, 24. Allora proprio è l'ultima chance. È l'ultima chance, la Valla spacca. No, spacca no, la deve andare. Ecco, così un altro bel 700 di buone benzina e siamo a posto. Poi finora ero in testa, a parte l'ultimo rally, dai, le carte per giocarla bene ci sono. Senti, a 24 anni è più importante l'amorosa o la macchina? La macchina. No, tutte e due, dai. Ci sono anche progetti abbastanza importanti. Non c'è qui in trasmissione la tua amorosa, ma quando ti vede... Sei abituata. Sei abituata? No, vabbè ragazzi, però è la cosa importante, perché innanzitutto è un personaggio solare. Ride, sorride, prima di entrare non so quante battute gli hanno fatto, togliti gli occhiali, mettiti gli occhiali, eccetera, di qua. Me l'era anche torto, è colpa d'Artino. È fantastico intervistare questi ragazzi perché soprattutto sono dotati di passione ed è la cosa basilare che fa muovere tutti gli ingranaggi della nostra veramente vita e attività motoristica regionale. Dario Baldassarri, 1991, non si dice mai in bocca al lupo, e nemmeno crepi lupo, perché facciamoli vivere sti lupi. Allora di quel che ti pare, va bene tutto. Perfetto, ho detto tutto io. Allora, purtroppo quando c'è Artino in trasmissione le cose prendono sempre una certa piega. No, non si dicono quelle parole lì, però mi piace perché è un ragazzo che ha una visione particolarmente gioiosa della vita ed è giusto che sia così. Abbiamo fatto il primo post-scriptum in un'intervista televisiva ed ecco subito il secondo. Devi fare 3 saltelli sulla sedia perché gira voce che porti bene. E questa purtroppo ragazzi ci tocca a voi come tocca a me. Anche te devi saltare? No, io no, perché con la mia massa, se no qua la Videogenny già dopo fattura. Ha riso ancora, se mai di là. Lo so, però è così. Allora salto. Ragazzi, salti, 1, 2, 3. Vai. Vedi? Ragazzi, c'è poco da fare.
fanno quello che gli si dice. Quindi, cosa vuoi di più? Caro Dario. Grazie di avermi ospitato, è stata una bella esperienza. La prima Ci si rivede a Lucca, dai. Vai, va bene, Okay. grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Eccoci, finalmente abbiamo provato che Buonasera. il saltino all'artino noi l'abbiamo fatto. Saltino all'artino. Eccolo lì, capisci? Porterà Signori- fortuna? Boh, non lo so, ma tanto noi siamo qua. Abbiamo deciso che questa sera deve essere una puntata pazza, corre voce per modo di dire. Correrà voce? Di chi parliamo questa sera? Stasera parliamo intanto di un pilota che ha già ufficializzato la sua prossima partecipazione con una vettura nuova. Parlo di Rudy Michelini, che sappiamo già che è passato dalla DS3 R5 e niente, sta disputando comunque il RAB che ci sarà proprio in questi giorni. Cos'è il RAB? Una nuova malattia? Il Rally Alto Appennino Bolognese, sì. Ah beh, c'era già ai miei tempi. Castiglion de Quindi Pepoli, anni. Castiglion de Pepoli, tutta la zona, eccetera. Dove si mangia eccetera. anche bene, tra l'altro. Infatti, bravo. No, correrà appunto con la Peugeot 208 R5, per lui sarà comunque una prima assoluta perché non ha mai corso con questa vettura, ma la notizia quindi, appurata già questa, è un'altra, lo scoop è un altro perché fonti molto vicine al pilota lucchese mormorano che starebbe valutando di correre comunque nel prossimo rally delle Valli Cunesi e anche prima di questo al Casentino, starebbe pensando a una Ford Fiesta VRC di ultima generazione. E poi, oltre lui? Avevamo parlato secoli fa di Emanuele Forieri, la sua idea di partecipare al Trofeo Maremma con la Peugeot 208 R5, il Follini Chiesa ha cambiato idea, quindi dopo questo fine settimana al Val di Cecina con la Peugeot 207 Super 2000 di Autofficina Olivieri, correrà anche il Trofeo Maremma con questa vettura, quindi una piccola marcia indietro per Emanuele Maremma? Siamo a fine anno comunque, quindi Dopo avrà modo comunque di ripensarci magari. Allora, corre a fine giugno, poi dopo c'ha tutta la stagione estiva dove deve lavorare e devi andare. Siamo per lui, insomma, poi visto che è arrivata l'estate, il buon Forieri lo vedremo finalmente anche un po' in cucina. Appunto, che è la cosa carina, soprattutto visto che gira voce che nel suo ristorante si mangia molto bene. Dicono, ci ha invitato ancora? Non lo so. Si va tutti a mangiare da Forieri. Da Forieri. Eccolo qua, via, siamo a posto. No, fantastico, per cui Michelini, Forieri. Stavo lavorando all'ultima indiscrezione, ma mi hanno tarpato le ali, proprio in regia. In regia comunque presto avremo una bomba, sempre sul CIR, su un pilota toscano. Sì? È molto importante questo, perché il corre voce, non ce n'è come noi. Chissà che Artino magari ci possa regalare nelle prossime puntate. Basta questo Artino, l'abbiamo avuto stasera in Abbiamo monopolizzato se no, praticamente monopolizziamo appunto con lui, eccetera. Se no, più che altro la data del matrimonio, quando è che si sposa? Non si sa. Stanno contrattando, Ah sì? Il famoso pre-contratto matrimoniale? Non so, fra l'altro Sì. Dovrebbe guidare la fidanzata, quindi se dobbiamo dargli uno strappo... Sì. Già è vero che c'è anche questo problema con le coste un attimino claudicanti. Vabbè, comunque ragazzi, corre voce questa sera è abbastanza scarno, però abbiamo due bombette, dai, insomma, si sapeva il discorso... Due mortaretti. Dai, due mortaretti. Due raudi. Non si può sempre fare fuochi artificiali, però fondamentalmente... è così. Effettivamente a inizio stagione l'appeal maggiore era, se ben ti ricordi, per il trofeo Granducato, che ora si chiama Sicur Maxi. È vero. Sì, però anche lì sono state sbagliate alcune mosse, alcune cose, non andiamo a rivangare. Nel frattempo è bella l'idea che un'azienda abbia deciso di rilevare il tutto e magari anche in modo, chiamiamolo così, positivo e ottimistico, però è sempre ben accetta chi decide di investire in questo ambiente. La realtà toscana è una realtà positiva perché ad inizio stagione abbiamo visto che la maggior parte di alcuni organizzatori ha cercato di sviluppare un contesto molto professionale.
Devo essere molto sincero, io ho lavorato con loro e soprattutto ho garantito loro, sotto forma di Toscana TV Motori, una buona visibilità, nel senso che abbiamo deciso di dare loro 3 momenti, il prima, il durante e il dopo, cosa che nessuno aveva mai fatto sinora. Devo essere sincero perché nel recente mio viaggio a Castelnuovo e Val di Cecina, uno degli organizzatori mi ha detto che effettivamente l'anno scorso il nostro lavoro era stato visto con una certa titubanza, perché nell'ambiente ci sono sempre queste persone che arrivano e si propongono dicendo di spaccare il mondo e poi invece non mantengono, anzi ce ne sono molti che fanno così. La realtà fondamentale è che Toscana TV Motori crede in quello che fa, commette anche tanti errori perché solo chi non fa non sbaglia, però siamo contenti della convinzione di questo gruppo di organizzatori che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Cosa ne pensi dopo questo mio grande preambolo? Io credo che questo sia il risultato del lavoro di un gruppo affiatato come il nostro, che sbaglia però fa tutto con passione, uniti dalla passione per il motorsport, da un marchio ben consolidato che è quello di Toscana TV nel palinsesto regionale, che può offrire quindi una grande copertura ai piloti. Alla fine è stata tracciata una strada che non era stata percorsa da nessuno prima di noi. Vero. Perché al di là di qualche esperienza sporadica in qualche trasmissione locale, mai c'è stato in Toscana un appuntamento fisso televisivo. Abbiamo visto anche stasera, no? Qui gli studi di Toscana TV sono stati presi d'assalto da molti piloti appassionati, vengono qui e poi la cosa bella è che non si limitano solo a registrare le interviste e andarsene, ma rimangono qui con noi, si godono tutta la trasmissione. È diventato un happening. Sì, è un clima positivo e dal clima positivo non possono nascere che cose buone e positive. Perfetto. Ragazzi, amici, sportivi, la serata volge al termine, il tempo è sempre tiranno, dopo di noi il blocco ACI e ci si rivede con Lorenzo Caffè, ma soprattutto spero presto con Ale Bugelli, a cui va ancora il nostro accorato abbraccio per ciò che gli è successo, e alla prossima, come dice sempre il buon caffè. Senza salto. Senza salto. C'è un rally in Italia del tutto anomalo rispetto agli altri. Una gara unica, la sola nel nostro paese, a corrersi completamente su un tracciato pianeggiante con qualche piccola collina coltivata ad olivi sparsa qua e là a cambiare leggermente la morfologia del percorso. Una gara unica anche come ritmi e velocità, con allunghi anche importanti improvvisamente interrotti da inversioni che costringono piloti e vetture a cambiare più volte il ritmo. Una gara unica infine per la precisione richiesta ai piloti, costretti a correre spesso in stradine particolarmente strette, delimitate ai bordi dai classici muretti in pietra bianca, vere e proprie trappole per chi solamente osi di più o cerchi traiettorie ambiziose. Tutto questo, signori, è il Rally del Salento, gara organizzata dall'Automobile Club Lecce, gara dalla storia illustre, 49 le edizioni disputate, gara che vuol vedere i campioni in faccia e che nella sua storia non è mai andata ad un outsider. Spero che il prossimo anno ci possa essere qui una grande festa per ricordare tutti i 49 quelli già fatti e guardare i prossimi 50. Ci siamo riusciti piano piano, pezzettino a pezzettino, a convincere che si poteva fare una gara di questa importanza anche in un territorio sicuramente piatto come il Salento. Penso che ormai sia definitivamente archiviata la polemica, siamo tutti convinti che è una gara che bisogna vincere almeno una volta per poter dire che sei stato un grande rallista.
Bello il Salento con le sue splendide spiagge e il suo entroterra ricco di cultura e di storia. Bello il Salento e la passione della sua gente, passione per la vita, passione per i motori, con la penisola pugliese incredibile enclave di passione per il rally in un territorio che, almeno per il resto della Puglia, preferisce altre specialità del motorismo sportivo. Bello anche il clima che si respira tra i migliori piloti in gara, che anche a pochi momenti dal via riescono comunque a fare gruppo. Su questo straordinario palcoscenico va in scena questo weekend il terzo appuntamento del campionato italiano VRC. 58 gli equipaggi che hanno dato la loro adesione alla storica gara salentina. Tra questi, grande spettacolo lo promettono i piloti in gara, con le potenti e performanti vetture World Rally Car, a partire dal bresciano Luca Pedersoli, che detiene la leadership provvisoria del campionato su Citroën C4 VRC. Anche l'empolese Tobia Cavallini punta al massimo punteggio e ha qualcosa in più rispetto alle prestazioni dell'Elba e delle Mille Miglia, con una Ford Fiesta VRC. Sì, gara importante, siamo di nuovo a Lecce, piazza Mazzini, quindi che dire, cornice importantissima, coefficiente 1,5 e torniamo in testa al campionato, quindi partiremo col numero 1, sicuramente un bel onore, ma sicuramente su queste strade sarà anche un po' particolare, perché puliremo un po' le strade che hanno sempre un po' quel velo di polvere il primo giro. Nulla, guarderemo i nostri avversari, cercheremo come sempre di fare del nostro meglio e poi alla fine della gara, se non faremo errori, vedremo dove siamo. Sì, c'è il fattore del coefficiente che chiaramente la rende ancora più importante come gara. Allo stesso tempo Salento è sempre una gara veramente insidiosa. Rispetto agli anni in cui l'ho fatto io ho trovato strade un pochino più rotte e tantissima vegetazione, per cui sarà veramente importante fare attenzione a non forare, che qua è sempre molto semplice, e soprattutto una gara tanto impegnativa, per cui massima concentrazione dall'inizio alla fine. Noi cercheremo di essere più incisivi, però allo stesso tempo bisogna ragionare in ottica campionato. Ai nastri di partenza anche il lariano Paolo Porro, che in terra pugliese cercherà la marcia giusta sulla sua Ford Focus VRC alle note di Anna Tomasi. Nella lotta saprà inserirsi anche il veneto Marco Signor, Ford Focus VRC, in gara con Patrick Bernardi. Qua bisogna ricominciare col piede giusto, come avevamo fatto all'Elba e come comunque stavamo facendo anche al 1000, perché avevamo dei riscontri molto positivi prima dei problemi. Qua è coefficiente 1,5, quindi bisogna per forza far bene. Gli avversari, come sono i soliti, sono sempre forti. C'è l'insidia di questa gara bellissima, molto particolare, dove non puoi permetterti di sbagliare niente. Vediamo di far bene e basta. Sì, come al solito partiamo sempre con la gara sempre in salita. La gara mi piace, è molto dura, abbiamo già fatto un bel risultato nel 2014 e cerchiamo di ripeterci anche quest'anno. Purtroppo l'anno scorso è andata male, anche se eravamo in testa, però adesso cerchiamo di ripeterci quest'anno. Tra gli outsider l'elvetico Lorenzo Della Casa con Ford Fiesta VRC e il pilota di Schio Efrem Bianco in gara con la Skoda Fabia R5. Innanzitutto esatto, coefficiente 1,5, siamo venuti per cercare di fare un buon risultato e innanzitutto divertirmi e provare questa macchina che ha un potenziale infinito. Fuori dagli sviluppi di campionato, ma sicuramente intenzionato a regalare un grande spettacolo, sarà Francesco Rizzello, che correrà sulle strade salentine con la Citroën DS3 VRC. Sorprese poi potrebbero arrivare anche dagli altri partecipanti iscritti al campionato italiano VRC, a cominciare dal veneto Paolo Oriella, deciso a fare sicuramente meglio dopo i 2 stop subiti nei precedenti appuntamenti del tricolore con la sua Peugeot 207 Super 2000. Presenti anche l'alessandrino Under 25 Alberto Rossi e il trentino Matteo Dapra, entrambi a bordo di Clio 1600, e l'emiliano Roberto Vescovi con la Renault Clio R3C e ancora Peter Giacomin su una Clio 1600 Williams A7. Alla gara pugliese da seguire poi la corsa delle 4 Suzuki Swift R1B, dove mancherà il leader Rivia, ma ci sarà l'aostano Corrado Peloso, pronto ad acquisire punti importanti nel Suzuki Rally Trophy, con il novarese Andrea Pollarolo che tenterà di cogliere un risultato per risalire in classifica. Presente anche il parmense Marco Soliani alla sua prima partecipazione dell'anno. Siamo qua per cercare di portare a casa più punti possibile, e se fosse bottino pieno sarebbe meglio, diciamo. La gara è sicuramente la più atipica di tutto il campionato,
molto particolare, difficile, ci sono un sacco di incognite, ma soprattutto bisogna stare molto attenti perché l'imprevisto è dietro l'angolo. Dopo la partenza nella centralissima Piazza Mazzini di Lecce, gli equipaggi in gara dovevano affrontare in notturna le prime due prove, quella di Martignano e quella a spettacolo sul circuito La Conca di Muro Leccese. La gara prendeva subito un'impronta decisa con Marco Signore e Patrick Bernardi che chiudevano prima del riordino notturno con un vantaggio di 7 secondi e 1 su Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia, vincitori della prova del circuito spettacolo. Terzo andava a chiudere l'equipaggio Rizzello Cicognini sul Citroën DS3 VRC, una sorpresa attesa, davanti a Pedersoli, rallentato da una scelta di assetto e pneumatici sbagliata, e a Porro, il comasco accusava qualche problemino alla sua Ford, ma soprattutto non sembrava guidare sui suoi abituali ritmi. La gara ripartiva quindi l'indomani mattina per affrontare il cuore della competizione, quello formato dalle prove di Santa Cesarea 10,55 km, Specchia 14,87 km e Palombara 18,34 km, da ripetersi 2 volte. Il primo giro confermava per lunghi tratti quanto già espresso dalle 2 prove iniziali. Marco Signori infatti vinceva 3 prove su 3, dimostrando una netta superiorità su tutto il resto del gruppo. Alle sue spalle risaliva prepotentemente Luca Pedersoli, che non riusciva però a diminuire il gap rispetto all'avversario. Sì, come hai detto bene, per il momento bene, a parte sull'ultima prova che siamo sempre riusciti a vincerla, però appunto ho perso circa una decina di secondi che mi si è spenta la macchina su un'inversione, però comunque tutto bene. Adesso sarà un bel punto di domanda sulla scelta delle gomme, perché appunto ci sono tante nuvole che girano e vediamo, speriamo bene. Beh, noi la gara di fatto l'abbiamo compromessa ieri con una scelta sbagliata di assetto e di gomme, siamo andati con delle soft, quindi con delle 11, e adesso con i tempi di assistenza sostanzialmente è impossibile rimontare completamente un assetto che ci consente di montare le 32, che sono le gomme più performanti, per cui nulla, cerchiamo di badare alla classifica, di riuscire magari a conservare il secondo posto, però ribadisco, ormai dopo ieri sera quando abbiamo scelto la soluzione morbida, dove ho sbagliato io, per l'amor di Dio, non assolutamente la scelta era mia, nulla, abbiamo dovuto optare per una gara di questo genere. Al terzo posto risaliva Rizzello, velocissimo anche se al debutto con questa potente VRC, mentre quarto scivolava Tobia Cavallini, tra i primi forse quello che mostrava le maggiori difficoltà. L'ultima prova, quella lunga di Palombara, metteva in luce la ripresa di Paolo Porro, che realizzava il secondo tempo assoluto avvicinandosi ai primi. Guarda, sono contentissimo di quello che abbiamo fatto finora, perché comunque prima volta su una vettura del genere molto professionale. Ci stiamo adattando bene, si può fare di più, però non ne valuta la pena rischiare, proveremo adesso a spingere un po' di più sulle ultime 3 PS. Il primo giro oggettivamente non bene, avevamo aspettative diverse, abbiamo fatto una scelta di gomme più dura in linea con gli altri di Michelin, però diciamo che non avevamo grip e comunque le aspettative erano decisamente diverse. Adesso proviamo a fare una scelta diversa per capire se effettivamente in quel modo riusciamo ad essere un pochino più incisivi. Spettacolare invece il ritiro di Dapra, uno dei pochi di quest'anno ad aver assaggiato le insidie del veloce percorso salentino. Si ritorna sulle 3 prove per andare poi alla conclusione del rally. Signor continua a menare le danze e, a conferma della sua superiorità, vince 2 dei 3 tratti cronometrati. Il secondo va a Porro, che tenta un recupero sulle posizioni che lo precedono, ma per il pilota lariano sembra ormai che sia un po' troppo tardi. Con Signor davanti a Pedersoli saldamente dietro si va all'ultimo tratto cronometrato, con Cavallini, Porro, Rizzello praticamente attaccati, che si giocano il gradino più basso del podio, che va a Cavallini davanti di 3,3 su Rizzello, che a sua volta precede Porro di 1,1. Il Rally del Salento, gara organizzata dall'Automobile Club Lecce e valida come terza prova del campionato italiano VRC, ha visto così la vittoria di Marco Signore e Patrick Bernardi su una Ford Focus VRC che hanno nei fatti dominato la gara, andando al comando fin dall'inizio. Un risultato importante per il Veneto, che risale in classifica. Sì, siamo entrati in gioco di nuovo, fortunatamente è andato tutto bene, siamo rimasti in testa dall'inizio fino alla fine, quindi direi un voto ottimo, penso.
Adesso pensiamo già al marca e vedremo poi man mano cosa fare. 50, sinistra 2 più, in destra 2 poi 50 dritto, allo stop inversione destra, per inversione sinistra, subito destra 4 lunga, chiude poco, in sinistra 5 lunga, chiude poco, in ritardo destra 4 più, chiude poco e scivola, 150, sinistra 4 chiude, 4 chiude, subito destra 4, subito sinistra 4 lunga, chiude poco, 4 lunga, chiude poco. Secondi assoluti hanno chiuso Luca Pedersoli e Matteo Romano, Citroën C4 VRC con un distacco di 48,4, rallentati per tutta la gara da problemi di assetto. Il gradino più basso del podio è andato a Tobia Cavallini e a Sauro Farnocchia, Ford Fiesta VRC con 1.00.5 da Signor. Ma innanzitutto complimenti a Marco Signor che ha fatto una gara impeccabile, me lo aspettavo che fosse veloce, è stato bravissimo, per cui complimenti al vincitore, complimenti alla sua squadra che gli ha dato una macchina diciamo al top. Detto questo, per quel che mi riguarda, un secondo posto ottimo, un coefficiente 1,5 questo, dove era importante fare punti. Per noi da un punto di vista di classifica Signor era il meno interessante, perché chiaramente prima guardavamo Cavallini e Porro, per cui i nostri diretti avversari sono arrivati indietro, quindi direi un grande secondo posto, rafforziamo molto la classifica di campionato e adesso signori, lui le dovrebbe vincere tutte e io se arrivo secondo a tutte le gare arriviamo a Como e ce la giochiamo. 60, attenzione, sinistra 2, 30, destra 2, 40, sinistra 2 più apre, 30, ritarda, destra 2, chiude, subito sinistra 2, 30, destra 2, per, sinistra 2, per, no, destra 3, subito sinistra, 10, destra. Salento sempre molto difficile e impegnativa, anche perché c'è sempre la paura di sbagliare, magari anche semplicemente forare, che ovviamente un errore del genere avrebbe condizionato pesantemente la classifica. Noi francamente tutto bene, tranne il giro di questa mattina dove abbiamo sbagliato le gomme per quello che era, diciamo, il nostro abbinamento, pacchetto, macchina, setup, pneumatici, e abbiamo perso un bel po' di tempo. Pomeriggio invece con una scelta più morbida siamo stati decisamente più efficaci, siamo riusciti a rimontare, a contenere e mantenere via la terza posizione, che insomma è stata bella dura. Signor era sicuramente su un altro livello oggi, magari il secondo posto poteva essere più alla portata, però insomma queste sono le gare, poi ognuno ha avuto i propri problemi, quindi immagino che sia stata difficile per tutti. 3 meno, per sinistra 3 più vai, per destra 150, sinistra 5 lascia, per dosso lascia, in sinistra 4 meno attenzione, in anticipa destra 3 tieni vai, 40, destra tieni, in sinistra 5 lascia, stop e molta attenzione, sinistra 1 chiude sul bivio, 20, sinistra 3 tieni e destra 4 taglia rotta, 40, destra 5 sì, per sinistra 5 stringe. Al vertice della classifica dunque è tutto all'insegna dei partecipanti al campionato italiano VRC. Alle spalle dei primi 3, grande protagonista nei duelli sulle strade di casa è stato Francesco Rizzello in coppia con Monica Cicognini a bordo della Citroën DS3 VRC. Il pilota salentino sull'ultima prova si è assicurato il quarto posto assoluto davanti a Paolo Porro per un solo secondo e un decimo di distacco. Guarda, ce l'abbiamo provato stamattina, abbiamo fatto un po' di regolazioni. Sulla prima prova ho peccato un po' io di presunzione partendo con un assetto molto rigido, sbagliando, perdendo tantissimo sulla prima, su Santa Cesaria. Abbiamo risistemato l'assetto, abbiamo cercato di prendere il fine con l'auto. Pian pianino ci siamo ripresi, poi alla fine abbiamo fatto un grosso errore su Specchia, preso una pietra che ho dovuto aver forato. Eravamo giù con il tempo, stavamo andando forti veramente. Poi abbiamo creduto di aver forato, ho mollato tanto, ho alzato il tempo di 7 secondi rispetto a prima.
e poi abbiamo tentato su Palombara ma era impossibile ormai. Comunque il quarto piazzamento, prima volta su sta vettura, siamo contentissimi. Porro dunque quinto assoluto con Anna Tomasi con la Ford Focus VRC. Il comasco ha lamentato problemi di alimentazione e al turbo della Focus VRC nella prima frazione di gara ed è ripartito con il giusto passo nel secondo giro, ottenendo un secondo e una vittoria in prova. Edizione numero 49. Sì, purtroppo è da ieri sera che abbiamo tribulato, abbiamo un problema con le valvole del turbo. L'abbiamo cambiata al primo parco, la macchina ha cominciato ad andare, infatti i tempi comunque lo dimostrano perché andavo come Marco o comunque sui tempi, quindi si poteva comunque fare una gara con lui. Purtroppo sull'ultima dovevo sferrare l'attacco decisivo per il podio, ha ricominciato a fare la matta e purtroppo io sono andato tutto quello che riuscivo ad andare, però la macchina non allungava e quindi gli altri vanno molto forte anche loro, quindi non è stata possibile la rimonta. Allontanato dai quartieri alti della classifica generale tra gli iscritti al campionato italiano VRC, Efrem Bianco con la Skoda Fabia R5 che ha chiuso in ottava posizione. Nelle retrovie anche il veneto Paolo Oriella con la Peugeot 207 Super 2000. Nel Suzuki Rally Cup, al suo terzo appuntamento di stagione, si è disputata una gara bella e combattuta, dove la vittoria è andata all'aostano Corrado Peloso in coppia con Paolo Carracciu, primi con 4 secondi e 3 decimi di vantaggio sul parmense Marco Soliani, navigato da Katia Ferrari. L'equipaggio della Superba con questo risultato è passato in testa alla classifica generale del trofeo Suzuki, terzo assoluto Andrea Polarolo e Marina Bertolasco, mentre quarto è Gino Cerruti insieme a Davide Rizzo. Sicuramente per il morale, come hai detto, una vittoria fa sempre comodo e piacere, il Salento tra l'altro porta bene, continua a portare bene e poi in ottica campionato questa vittoria ci fa passare al comando del campionato, del trofeo Suzuki. Inoltre abbiamo vinto anche l'ultima speciale che era la Power Stage che prevede dei punti ulteriori, quindi abbiamo preso tutti i punti possibili per la gara. Sì, esco molto soddisfatto, mi dispiace che non ho fatto la Santa Cesarea perché era la prova dove andavamo meglio e quindi potevamo almeno fare pari tempo a fine gara, ma è stato bravo e penso che insomma se devo tirare una somma a fine gara sono molto soddisfatto. Sono state 4 gare molto combattute, quelle disputate al Misano World Circuit in occasione del terzo round del campionato italiano Gran Turismo. In tutte le classi infatti l'agonismo non è mancato e i 35 equipaggi scesi in pista hanno offerto grande spettacolo nella migliore tradizione della serie tricolore. Le 2 gare della classe maggiore, la Super GT3, hanno visto trionfare i colori BMW e quelli Ferrari. Nella corsa del sabato è arrivata la prima vittoria della casa bavarese con la M6 affidata a Cerqui Comandini, che hanno preceduto Sini Mugelli e Mappelli Albuquerque. La vittoria dei portacolori BMW è maturata nei giri finali, quando Venturi Gai, al comando della gara, venivano fermati da una foratura, consegnando il primo gradino del podio a Cerqui Comandini davanti a Bortolotti Mulle. Nel post gara però l'equipaggio dell'Imperiale Racing veniva squalificato per una irregolarità tecnica della barra spaziatrice e lasciava il secondo gradino del podio ai piloti del Solaris Motorsport. Al quarto posto, il migliore da inizio stagione, concludeva la Nissan GT-R di Bontempelli Linossi, precedendo Venturini Pezzucchi, mentre ancora sfortuna è arrivata per Frassinetti Gattuso e Geri Mancinelli, fermati da una foratura, così come Agostini di Folco, ritiratisi per la rottura di una valvola di un pneumatico. Beh, com'è andata? Stamattina ha fatto un giro veramente fantastico, un giro perfetto e quindi dovevamo soltanto cercare di mantenere la nostra posizione senza forzare perché sapevamo che Audi e Lamborghini avevano delle penalità, quindi noi abbiamo sfruttato quello. Io ho cercato di mantenere la macchina che in fin dei conti alla fine dello stint faceva un po' fatica con le gomme usate, ma tutto sommato, visto il mio giro disastroso oggi in qualifica, ho cercato soltanto di andare nel limite che potevo e tutto sommato oggi mi è andata bene.
bene, ci è andata bene. Sì, devo dire, come ha detto Stefano, gara fantastica. Dopo la pole di stamattina veramente sono riuscito a trovare un buon giro senza traffico, e partendo dalla pole è stato tutto più facile. All'inizio gli altri avevano qualcosina in più, infatti ho cercato di difendermi, ma non è stato abbastanza. Ho cercato piuttosto di mantenere il contatto con i primi e non usurare troppo le gomme per riuscire a consegnare la macchina anche a Stefano in buone condizioni. Così è stato, infatti abbiamo fatto un pit stop veramente fantastico, siamo usciti vicini ai primi e devo dire che ha mantenuto un ottimo stint di gara con dei bei giri, e questo ci ha facilitato e ci ha concesso di vincere la nostra prima gara. In gara 2 della classe Super GT3, caratterizzata da pista bagnata, è arrivato il riscatto della Ferrari 488 di Venturi Gai, che dopo la delusione della gara del sabato si sono imposti alla grande davanti a Mapelli, Albuquerque e Frassinetti Gattuso. A ridosso del podio hanno concluso Agostini di Folco, autori di una gara molto regolare, davanti a Bortolotti Mule, protagonisti di una bella rimonta dopo essere partiti dalla corsia box, e Venturini Pezzucchi. La top 10 è completata dal settimo posto di Mancinelli Geri, con un primo stint impeccabile del pilota marchigiano, seguiti da Sini Mugelli, Bontempelli Linossi e Cerqui Comandini. Anche le due gare della classe GT3 hanno registrato spettacolo ed emozioni, con Lamborghini ed Audi su tutti. A siglare la vittoria nella prova del sabato sono stati Postiglione e Gagliardini, la cui superiorità non è stata mai in discussione, che hanno concluso davanti a Leo Civer, Donzini Russo e i fratelli Pastorelli. Galassi Tempesta si sono classificati quinti, precedendo Venerosi, Baccani e Manfredini Valori, partiti dalla corsia box e bloccati a 7 giri dalla conclusione dalla rottura di una sospensione. La verdad que molto bene, è stato un piacere guidare questa macchina, è stato un po' difficile al comienzo dopo il cambio di pilota, però abbiamo fatto un lavoro eccezionale tutto il fine settimana. Sì, siamo contenti perché nonostante i 25 secondi di penalità che avevamo non ci aspettavamo sicuramente di vincere, puntavamo al podio, però vincere era duro perché i secondi erano tanti. Adesso al Mugello saranno ancora di più, saranno 30, però anche lì cercheremo di dare il 110% come abbiamo dato oggi. Nelle due gare della classe Super GT Cup riservata alle Lamborghini Huracan, a fare la parte del leone sono stati due equipaggi del Vincenzo Sospiri Racing, Costa Crenzia e Baruch Liang, saliti sul gradino più alto del podio. In gara 1 Costa Crenzia hanno preceduto Mantovani Alessandri e D'Amico Zaug, mentre nella gara domenicale Baruch Liang hanno concluso davanti ai compagni di squadra Costa Crenzia e Komi Tanka. Anche la GT Cup ha offerto duelli interessanti tra le tre vetture protagoniste della classe, Lamborghini, Ferrari e Porsche. Ad imporsi in gara 1 è stata la Gallardo di Benvenuti De Marchi, che con la loro terza vittoria stagionale hanno consolidato la leadership del campionato, che hanno concluso davanti alle due Ferrari 458 Italia di Sauto Zanardini e Romani Deodati. In gara 2 c'è stato il riscatto della Porsche di Maino Benucci, che dopo sfortunate prestazioni ha guadagnato il gradino più alto del podio, precedendo i compagni di squadra Lino e Carlo Curti e Benvenuti De Marchi. Finalmente è arrivata la prima vittoria, era nell'aria da un po', ma una serie di sfortune ci ha privato da questo primo posto. La gara è andata bene, nel senso che Nicola ha fatto un bellissimo primo stint, dopodiché sono salito in macchina, mi sono trovato davanti la Lambo Imperiale, ma l'ho attaccata subito, sono riuscito a passarla e me ne sono andato. Bene così. Sì, è stata una bella gara, abbiamo gestito bene anche il weekend in cui la prestazione c'era e speriamo che la sfortuna sia finita, perché oggi c'eravamo, ce la siamo meritata. Nella Coppa Cayman anche a Misano è continuato il dominio del sedicenne Riccardo Pera, che dopo le due vittorie a Imola in riva all'Adriatico ha colto un altro successo in gara 2. Ad imporsi nella gara del sabato sono stati Bianco De Castro, che consolidano la loro seconda posizione in campionato davanti a Piccioli, Iannotta e Mercatali Ceccotto. Questi ultimi bravi a concludere alle spalle di Pera nella prova conclusiva, precedendo Bianco De Castro.
È stata dura sul bagnato, la pista era molto scivolosa, però grazie a una grande macchina riuscivo a fare belle traiettorie e essere più veloce anche delle GT Cup, quindi mi sono anche divertito a passare le macchine con 100 cavalli in più, però dai, è stata divertentissima. Con la leadership di Mappelli Albuquerque nella Super GT3, di Baccani Venerosi nella GT3, di Nicolas Costa nella SGT Cup, di Benvenuti De Marchi nella GT Cup e di Riccardo Pera nella Coppa Cayman, la serie tricolore riprenderà a metà luglio sull'impegnativo tracciato del Mugello per la quarta prova stagionale. Anche a Misano è stato grande spettacolo in pista con il campionato italiano turismo. Nelle 2 gare romagnole valevoli per il secondo round stagionale e chiusesi con le vittorie di Alberto Viberti su Seat e di Roberto Colciago sulla Honda. La bagarre è stata sempre appassionante, con sorpassi e duelli in tutto il gruppo. In gara 1 Viberti e Colciago partono dall'ultima fila per i problemi sofferti in qualifica e si lanciano in una furiosa rimonta che vede il suo epilogo al 7° giro, quando la Leone di BRC deve rientrare ai box per un problema alla trasmissione e il capoclassifica della AGS passa definitivamente al comando. In gara 2, dopo un duello finale incandescente, sempre con gli stessi protagonisti, Colciago taglia il traguardo in prima posizione, ma viene poi retrocesso secondo per un sorpasso valutato dai commissari sportivi oltre misura. Viberti conquista così la sua prima vittoria stagionale e si porta a -30 dalla leadership del pilota Honda. No, diciamo, l'unica cosa che posso commentare è che la macchina andava veramente molto bene, quindi avevo un bel passo gara sull'incidente che ci hanno toccati io e Viberti. Non credo che ci sia nulla neanche da dire, però va bene così. Diciamo che lui andava anche lui molto forte, però bisognava vedere se uno vuole fare la prima parte con le gomme molto forte e poi decadi tutto, oppure cercare di conservare un po' le gomme verso la fine. Ecco, quello è stato un po' la chiave, se si può dire. Oggi sinceramente mi aspettavo qualcosa di più, non mi aspettavo che la Honda si avvicinasse così tanto. Noi negli ultimi 5-6 giri abbiamo calato davvero tanto e ovviamente è evidente che noi dobbiamo ancora crescere. Sì, abbiamo fatto un grosso passo in avanti confronto ad Adria, però c'è ancora da lavorare, ma un caloroso ringraziamento a BRC Racing soprattutto per il lavoro che ha fatto tra Cuneco e Duo, che mi è rimasto impresso e grazie ancora. Tra i grandi protagonisti della gara di Misano, Imerio Brigliadori, autore della pole position di gara 1, viene poi sorpreso al via dal compagno di colori in BF, Samuele Piccin, per poi rispondere al 7° giro e conquistare un'ottima seconda posizione. In gara 2 è invece la volta di Dall'Antonia, che riesce ad imporsi nella lotta per il terzo gradino del podio davanti alle Leone di Daniele Cappellari e di Vincenzo Montalbano, a lungo in terza posizione fino alle battute finali. Altrettanto appassionante è stata la lotta tra le vetture di TCS, con la Peugeot 308 che si impone con Arduini in gara 1 e Gaio Fatto che replica in gara 2. Grande protagonista in gara 1, dove è terzo sulla Leone Wagon, Bassi è costretto al forfait in gara 2, mentre Kevin Giacon è 2 volte secondo sull'Alfa Romeo Mito 1004. Gara sofferta perché avevo comunque Giacon sempre dietro che allungava, non c'è stato un attimo di tregua. Peccato per la Seat che ha avuto dei problemi tecnici, sarebbe stata sicuramente una bella lotta, infatti io sono stato dietro al primo giro, poi se ne sarebbe andata perché comunque è più prestazionale, però sono soddisfatto. Vorrei dedicare se posso questa vittoria ai miei figli che so che sono davanti alla tele a vedermi. Sì, siamo contenti perché la macchina, nonostante un problemino con le gomme, è riuscita a andare bene lo stesso. Kevin è un osso duro, ci siamo divertiti per un po' di giri, solo per un suo errore dopo avuto da metà gara in poi vita facile, se no ce la giocavamo fino sotto la bandiera a scacchi. La seconda tappa stagionale della serie tricolore ha visto anche la presenza di Marcello Lotti. L'ideatore e promoter della serie internazionale TCR si è intrattenuto a lungo con i protagonisti del campionato italiano, rimanendo impressionato anche per tutto lo spettacolo offerto in pista. Intanto penso che stia crescendo bene, penso che sia a livello dei top dei campionati nazionali partiti quest'anno. Dobbiamo essere consapevoli che è il primo anno per tutti, quindi
si soffre un po' il numero di vetture perché siamo stati talmente rapidi a costruire questi campionati TCR che i costruttori non riescono a starci dietro a consegnare vetture e a finire gli sviluppi delle nuove. Però devo dire che il numero di vetture che crescerà sicuramente da 13 a oltre le 15 prima di fine campionato, e penso che sia in linea con il TCR Benelux e il TCR tedesco, in considerazione che siano venute a mancare 2 o 3 marche che ancora non hanno finito lo sviluppo. Quindi ottimo, anche il livello dei team e dei piloti è molto buono, quindi ritengo che dovreste essere molto soddisfatti in Italia per questo. Per Lotti il campionato italiano turismo è l'unico ad offrire sia il panorama internazionale che garantisce la categoria TCR, sia la novità delle TCS, il nuovo concetto tecnico ideato proprio dalla Federazione ACI Sport per le vetture di più stretta derivazione di serie. Diciamo che stiamo creando questo corporate del TCR, questo mondo TCR, comunità TCR. Quest'anno ci sono 106 eventi TCR nel mondo che visitano 43 paesi diversi e sono ricevono le trasmissioni televisive in 197 paesi del mondo di questi campionati TCR, e di conseguenza chiaramente si va ad aumentare la popolarità del brand TCR e conseguentemente anche la popolarità e il valore dei diversi campionati che seguono il concetto, quindi questo è il punto principale. Io ritengo che il TCS sia stata un'ottima idea da parte del promotore italiano, perché chiaramente i primi anni sappiamo e dobbiamo essere consapevoli di non avere sufficienti macchine, specialmente perché stiamo aspettando dai costruttori. Questo è un secondo messaggio che lanciamo a loro, e di conseguenza c'è da chiudere la griglia. Chiudere la griglia con un TCS è stata un'idea molto, molto valida, rimanendo legati alla produzione con un costo ulteriormente inferiore. Pensavano fosse possibile, ma ci siete riusciti, e quindi penso che sia una cosa molto valida. Ritengo che possa essere adottata anche in altre situazioni simili in diversi campionati nazionali, e per questo penso che bisogna dare merito a quello che è stato fatto in Italia. Prossimo appuntamento con il campionato italiano turismo nel weekend del 3 luglio nell'autodromo di Magione per il terzo round stagionale. Questo weekend in questo rally Sardegna ci impegneremo al massimo per fare un ottimo risultato, e essendo in pochi in VRC3 proveremo a vincere, cercheremo di divertirci e di fare buoni tempi. Per questo weekend spero di fare una bella gara senza problemi. Sono molto felice di partecipare qui in Sardegna, nel nostro paese, per me è la prima volta. Quindi sicuramente non sarà una gara facile, però molto bella, complessa, e cercherò di dare del mio meglio e di fare il miglior risultato possibile che possiamo permetterci. E ringrazio ovviamente ACI Team Italia e Pirelli che ci supporta in questo progetto e ci ha permesso soprattutto di essere qui. Una grande giornata e una grande soddisfazione per il savonese Fabio Andolfi e il varesino Damiano De Tommaso. I due piloti, con i colori dell'ACI Team Italia, progetto giovani voluto dal presidente dell'ACI Angelo Sticchi Damiani e dalla federazione ACI Sport, hanno chiuso in testa al VRC3 la tappa conclusiva del Rally Italia Sardegna 2016. I due piloti di ACI Team Italia hanno guidato con molta sicurezza anche nell'ultima tappa, e al volante delle Peugeot 208 R2 della Romeo Ferraris gommate Pirelli si sono fatti valere nelle 4 prove speciali di oggi. Oggi è stata una giornata molto dura per noi, perché alla fine della quinta prova abbiamo avuto un problema sulla macchina e ancora adesso usciamo dalle prove con la temperatura dell'acqua alta, e adesso verificheremo in assistenza e i meccanici la sistemeranno di sicuro. Ma abbiamo iniziato abbastanza bene la giornata,
e non abbiamo voluto prendere rischi stamattina. Purtroppo sull'ultima del primo giro si è guastato l'interfono dei caschi, la centralina, quindi non sentivo più le note. Il mio navigatore mi ha dovuto dare le note con le mani, e nel secondo giro meglio, abbiamo migliorato e niente, questa prova qua non me la sentivo di andare troppo forte, perché visto che prima l'abbiamo fatto senza notte era molto difficile. Comunque sono contento della giornata e dobbiamo restare concentrati per domani, che sarà una tappa molto lunga. Negli ultimi 42 km della giornata odierna, composta dalle speciali di Cala Flumini di 14,06 km e quella di Sassari Argentiera di 6,07 km, che nel secondo passaggio era valida come power stage, Fabian Dolfi insieme a Manuel Fenoli ha chiuso in 20ª posizione assoluta, primo del VRC3 e leader anche di classe RC4. Alle sue spalle ottima la prestazione anche di Damiano De Tommaso e Paolo Bocca, autori di una gara molto precisa, la loro prima volta sui difficili fondi sterrati della Sardegna. Per loro la 22ª posizione assoluta e il secondo gradino del podio in VRC3 e nella classe RC4. Questo weekend è stato davvero duro per noi, perché è stata una gara molto impegnativa. Abbiamo dato il massimo, però abbiamo cercato un passo regolare senza prendere rischi e abbiamo cercato di fare un bel tempo sul secondo passaggio sulla prova speciale di Montelerno. Infatti ci siamo riusciti e devo fare complimenti all'ACI Sport, perché deve essere stato molto impegnativo organizzare questo rally. Devo ringraziare l'ACI Team Italia, il team Romeo Ferraris e la Pirelli e Claudio Bortoletto. Sì, grazie, è stato un weekend molto difficile e sono molto contento di essere arrivato in fondo, perché è stata una gara veramente tosta, un po' di più forse delle altre per il tipo di fondo, comunque molto bella e organizzata bene. Le prove mi sono piaciute davvero tanto e la nostra gara è stata tutto sommato positiva. Sono migliorato un pochino rispetto al Portogallo, quindi questo mi dà un po' più di fiducia per il mio futuro e niente, andiamo avanti così sperando di non commettere errori, e sono contento per la macchina che si è comprata davvero bene e soprattutto anche per le gomme che non abbiamo mai avuto nessun tipo di forature e sono state davvero ottime. Ringrazio quindi tutta la squadra. E siamo così arrivati addirittura d'arrivo, è praticamente tutto, giusto il tempo di salutarci. Il prossimo weekend sarà ricchissimo di avvenimenti di motorsport, quindi scegliete quello che più vi aggrada. Soprattutto non mancate alla prossima puntata di Toscana TV Motori, la 17ª. Un cordiale saluto a tutti, buonasera.